bisognava dire pronti al pezzo. Ed eccoci qua, pronti al pezzo. Buongiorno a tutti. Oggi siamo con un risottino ed è proprio il momento giusto perché sia in pianura che a metà montagna, in montagna dobbiamo tendere ancora visto che ha nevicato anche stanotte, dunque siamo a fine aprile, ma comunque sono cose, diciamo, da aspettarsi, no? Oggi siamo con il risotto con il Silene vulgaris, sempre schioppettino, diciamo, no? E qua rimarco il discorso di non pensare di fare il soffritto, mettere dentro quest'erba cruda, cambia tutto, salta dappertutto, diventa grigia, perde tutti i gusti. No, va scottata un attimo nell'acqua bollente, come avevamo fatto per altre ricette. Naturalmente adesso non rifacciamo il passaggio, no? Comunque sappiate, acqua bollente salata dentro lo scopì, come prendi il bollore, scolato, raffreddato, strizzato. In questo caso l'acqua va tenuta, perché non possiamo farne a meno, perché cosa vado poi a mettere dentro io? Non posso fare un risotto, io dico, sì, se ho un buon brodo, no, di carne, un buon brodo, posso azzardare, ma comunque, per buono che sia il brodo, non ho più questo gusto dello scopì, le sue proprietà, dunque tengo l'acqua di cottura e naturalmente, come sempre, vado avanti col discorso di tritare lo scopì. Me lo trito sempre qua, non serve nella maniera micidiale, però diciamo una tritata grossolana, senza troppi dubbi. Poi naturalmente pronta la pentola, mi vado ad accendere il fuoco ed ecco che un filo d'olio, non tanto perché non ha senso questo condimento esagerato, intanto che si scalda vado a tritare una punta di cipolla che è senz'altro importante perché mi aiuta a prendere il gusto di quello che metto dentro. Non serve tanta roba, basta pochissima. Qua adesso sul discorso di quale tipo di cipolla, insomma diciamo che mi viene da dire che un bravo cuoco usa quello che ha, no? Perché se devo pensare che devo comprarmi una cipolla apposita, il discorso non finisce più. Diciamo poca cipolla va bene, qualunque tipo di cipolla, basta che non sia esagerata. Qui vado a un leggero soffritto. Stiamo poco. Ecco, nel frattempo, adesso la cipolla l'abbiamo vista, nel frattempo qua naturalmente ci va il riso. Oggi giustamente, siccome non stiamo facendo da mangiare per la caserma alla marmora, abbiamo le porzioni leggermente ridotte, no? È un nostro auspicio, un nostro assaggino. L'olio, in questo caso di oliva, io ritengo quando in futuro faremo queste erbette in agrodolce, no? o altre miscele, io non consiglio mai un olio di oliva troppo carico di gusto, perché c'è alto il rischio che mi sa alla fine poi più il gusto verso l'oliva che verso ciò che ho messo dentro. Dunque, tanto per intenderci, un olio leggero di oliva. Io non so perché prediligo, forse perché vengo delle zone qua del Friuli dette bisiacchi, no? Bisiacchi, io sono di Pieris nativo, dunque sono un bisiacco. E così un piccolo aneddoto, diciamo che ero a scuola, chi non conosce Fabio Cappello, l'allenatore, il grande giocatore, era a scuola con me, non nella mia aula, perché lui ha 2 anni più di me, ma il papà suo era il nostro maestro elementare a Pieris. Ecco, la cipolla è quasi soffritta, adesso andiamo a mettere dentro naturalmente l'erba, come sentite anche il rumore, no? Deve prendere solo un attimo di amalgamarsi, si mette il riso e si va avanti con la cottura. E come già detto prima, qua abbiamo nelle nostre vicinanze l'acqua di cottura, molto, molto importante.
Diciamo che le cotture del riso oggi, almeno con le tecnologie o almeno con il sapere, il riso non serve star lì sempre nella pentola attaccati a girare la pentola, girare il riso, scusate, a girare il riso perché sia cotto. Diciamo che si possono fare in maniere diverse, no? Conosciamo il risotto che viene fatto nelle zone di Mantova, il risotto mantovana, la usano la pentola fonda, ti fanno un soffritto, ti mettono dentro tutto quello che serve. È importante basilare che la dose sia un chilo di riso, 2 litri di brodo o di acqua di cottura, fanno il soffritto, dicevo, mettono dentro il riso, mettono dentro tutto il brodo, portano l'ebollizione, quando bolle bene viene abbassata la fiamma poco meno della metà del suo potere, di modo che possa bollire non esageratamente. In questa pentola fonda viene messo un canovaccio, no? Diciamo tipo questo canovaccio, viene messo sopra la pentola, naturalmente non deve debordare per non prendere fuoco nella fiamma, no? Viene messo sopra, il coperchio sopra, si guarda l'orologio, 17 minuti, il riso è pronto. Questo viene chiamato riso alla mantovana, ma oggi con le pentole non più, io mi ricordo le pentole della nonna, era un grande problema perché erano, non so se era sì o no, alluminio, dunque era tutte già di sicuro non nuove perché già la nonna le aveva dalla nonna o dalla bisnonna, dunque tutte pentole rovinate, tutte pentole che era un problema alla cottura perché erano tutte ondulate. Oggi con una pentola buona, con un bel fondo, con un coperchio che tiene bene, facciamo la stessa cosa. Il soffritto mettiamo dentro quello che è da mettere, vale sempre la regola, il doppio, riso, un etto, 2 etti, no? 2 decilitri di brodo, a cottura metto tutto dentro, coperchio, dopo 17 minuti il risotto è pronto. Oggi noi così, per una tara, per un vizio diciamo di cucina, andiamo avanti nella cottura come si faceva una volta, ma come vi ho detto si può ovviare. Io di solito, almeno dove faccio dimostrazioni, dove faccio da mangiare per quelle rare volte che mi capita, faccio questo lavoro, dunque risolvo il discorso di star lì 17 minuti, li uso per altre cose e sono sicuro che il risotto è perfetto alla fine, non è problema di niente. Il riso si può dire che è pronto, il profumo è ottimo e adesso andiamo a mettere dentro, diciamo che personalmente questa parola un po' di burro, no? Questa vita fatta in cucina, il solo pensiero di sentir amalgamare il risotto, oggi ho messo un po' di burro perché prima mi sentivo una cosa dietro la schiena ed era uno lì col mitra, come dire o metti il burro o premo il grilletto, e allora ho messo il burro. Sono cose che non faccio per un motivo semplice, mi sembra elementare, cioè abbiamo fatto oggi il risotto con lo sclopit. Cosa dobbiamo pensare? Cosa mettiamo nel piatto? Cosa degustiamo? Io vorrei degustare un risotto con lo sclopit, perché se metto dentro il burro può andare, il burro un pezzettino, anche nella classica pasta al ragù, un pezzettino di burro alla fine mi aumenta un pochettino il gusto. Ma se penso alla manciata di formaggio grana, e lì mi viene da piangere, perché vuol dire che mangio formaggio grana, non mangio più risotto allo sclopit. E questa è una mia fissa, non è che io sia nel migliore e nel più bravo, li dovete decidere voi e a vostro piacimento. Eccoci qua, il riso è pronto, naturalmente possiamo impiattarlo. E il profumo che viene su già mi dice cosa mangio, ecco perché sono proprio contrario al formaggio e non c'è niente da fare. Qua sento già cosa mi va nel palato. Eccolo qua, benissimo. Buon appetito e ci rivediamo senz'altro in futuro. Molto gentili tutti quanti, grazie a voi.